Gloria a Dio. Leggiamo la Bibbia. Siamo arrivati alla parte centrale del culto, belli canti, bella la preghiera, ma il piatto principale è la parola di Dio. Nel Vecchio Testamento c'è la storia di un re che voglio condividere con voi. In Seconda Cronache, capitolo 33, leggiamo la storia di questo re che si chiama Manasse. Seconda Cronache, capitolo 33. Appena trovate, vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Inizio a leggere. Dio sia lodato. Amen. Manasse aveva 12 anni quando cominciò a regnare e regnò 55 anni a Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, seguendo le abominazioni delle nazioni che il Signore aveva scacciate davanti ai figli di Israele. Ricostruì gli alti luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, eresse altari ai Baali, fece degli idoli di Astarte e adorò tutto l'esercito del cielo e lo servì. Costruì pure altari ad altri dei nella casa del Signore, riguardo alla quale il Signore aveva detto: in Gerusalemme sarà per sempre il mio nome. Costruì altari a tutto l'esercito del cielo nei 2 cortili della casa del Signore. Fece passare i suoi figli per il fuoco nella valle di Ben Hinnom. Si diede alla magia, agli incantesimi, alla stregoneria e istituì degli evocatori di spiriti e degli indovini. Si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando la sua ira. Mise l'immagine scolpita dell'idolo che aveva fatto nella casa di Dio, riguardo alla quale Dio aveva detto a Davide e a suo figlio Salomone: in questa casa e a Gerusalemme, che io ho scelta fra tutte le tribù di Israele, porrò il mio nome per sempre. E farò in modo che Israele non muova più il piede dal paese che ho assegnato ai vostri padri, purché essi abbiano cura di mettere in pratica tutto quello che ho loro comandato, cioè tutta la legge, i precetti e le prescrizioni dati per mezzo di Mosè. Ma Manasse indusse Giuda e gli abitanti di Gerusalemme a sviarsi e a far peggio delle nazioni che il Signore aveva distrutte davanti ai figli di Israele. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Allora il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria, che catturarono Manasse con uncini e, legatolo con una doppia catena di bronzo, lo portarono a Babilonia. E quando egli fu angosciato, implorò il Signore, suo Dio, e si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. A lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse, esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Allora Manasse riconobbe che il Signore è Dio. Dopo questo Manasse costruì fuori della città di Davide a occidente verso Ghion, nella valle, un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Lo fece girare attorno a Ofel e lo tirò su a grande altezza e pose dei capi militari in tutte le città fortificate di Giuda. Tolse dalla casa del Signore gli dei stranieri e l'idolo, abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa del Signore e a Gerusalemme, e gettò tutto fuori dalla città. Poi ristabilì l'altare del Signore e vi offrì sopra dei sacrifici di riconoscenza e di ringraziamento, e ordinò a Giuda che servisse il Signore, Dio di Israele. Tuttavia il popolo
continuava a offrire sacrifici sugli alti luoghi, però soltanto al Signore, al suo Dio. Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i veggenti gli rivolsero nel nome del Signore, Dio di Israele, sono scritte nella storia del re di Israele. E la sua preghiera e come Dio si arrese ad essa, tutti i suoi peccati e tutte le sue infedeltà, le località dove costruì gli alti luoghi e pose degli idoli di Astarte, delle immagini scolpite, prima che si fosse umiliato, sono cose scritte nel libro di Osai. Poi Manasse si addormentò con i suoi padri e fu sepolto in casa sua, e Amon, suo figlio, regnò al suo posto. Amen. Amen. Accomodatevi pure. Libro delle cronache, così come il libro dei re, sono dei libri storici, raccontano le vicissitudini storiche di Giuda e Israele. Il regno di Israele si è diviso in due, questo è Giuda, sono i re di Giuda, ma si raccontano anche della storia del re di Israele. Voi sapete, dopo Salomone, chi subentrò causò la scissione di Giuda verso Israele, ma comunque Dio non tolse mai la sua attenzione sia da Giuda che da Israele. E nel racconto della storia dei re di Israele, la cosa che si nota dopo la descrizione di ogni re è: egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, oppure egli fece ciò che è giusto, ciò che è buono agli occhi del Signore. Non tutti i re fecero ciò che è giusto agli occhi del Signore, ma quando si alternavano padre e figlio, poi il figlio succede al padre, ecco, cambia tutto. Il papà di Manasse era stato un buon re, Ezechia, no? Un re che aveva fatto bene, aveva servito il Signore, ma purtroppo il figlio si è comportato in modo diverso. Vorremmo che i nostri figli si comportassero come noi gli insegniamo, vero? Alleluia, e questa deve essere la nostra preghiera. Signore, fa che l'insegnamento che posso dare possa condizionare il rapporto dei miei figli con te, Signore. E in questo, come genitori, come credenti, abbiamo grosse responsabilità. La nostra fede parla. E quando noi non ci saremo più, perché un giorno non ci saremo più, la nostra fede continuerà a parlare per noi. O no? Qualcuno dirà: fratello Marco ha servito il Signore. Nel suo piccolo ha fatto ciò che il Signore gli ha dato da fare. Amen? Spero sia così. Perché quello che lasciamo poi viene tramandato agli altri. La mia preghiera è per i miei figli, ma credo che ogni genitore preghi per i propri figli, vero? Vorremmo che i nostri figli servissero con noi il Signore. Alleluia. Ma torniamo qui a questa storia di Manasse. Da giovane, da giovanissimo, da ragazzo, a 12 anni fu chiamato al trono, a regnare, e sicuramente fu un peso per lui. La sua vita fu lontana dal Signore. Regnò, abbiamo letto, 55 anni a Gerusalemme. Fu re per 55 anni. Ed egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. Non seguì l'insegnamento del padre. E viene elencata una serie di peccati che commise Manasse, che a leggerli veramente viene da pensare: ma come può un uomo simile trovare il perdono di Dio? Eppure ha trovato un giorno il perdono di Dio.
ricostruì gli altri luoghi che Ezechia suo padre aveva demoliti, gli altri luoghi che a sua volta il re che aveva preceduto Ezechia aveva eretto per adorare i Baali. Ezechia suo padre aveva demoliti e lui li aveva ricostruiti. Fece degli idoli di Astarte l'idolo da adorare, adorò tutto l'esercito del cielo, lo servì e indusse anche il popolo ad adorare queste divinità e il popolo lo seguì. E poi viene ribadito nella lettura, se voi avete fatto caso, come ha profanato la casa del Signore. Introdusse l'idolo nella casa di Dio. Si diede alla magia, alla stregoneria, istituì degli evocatori di spiriti, degli indovini, si abbandonò completamente a fare ciò che è male agli occhi del Signore, provocando l'ira del Signore. Manasse indusse tutto Giuda a servire queste divinità, a sviarsi, ad allontanarsi dall'adorare l'unico solo vero Dio. Ma il Signore avvertì Manasse. Il Signore parlò a Manasse e al suo popolo, ma essi non ne tennero conto. Bisogna ascoltare quando il Signore ci parla. Quando il Signore manifesta la sua giustizia verso di noi, qualcuno dice ci punisce. No, io parlo della sua giustizia perché Dio è giusto. Dio non è uno che ama la punizione. Come un padre non ama punire i figli. Almeno io non amo punire i miei figli. Però so che qualche volta è necessario essere duri, perché altrimenti il messaggio detto con bontà non viene recepito. E allora bisogna alzare la voce, bisogna mostrarsi contrariati. E allora in qualche modo il messaggio viene recepito, non sempre anche lì, ma qualche volta viene recepito. Ora, Dio non ama punire, Dio vuole salvarci. E lo fa parlandoci. Amen. Prima di agire il Signore, prima di suscitare questo re d'Assiria contro Manasse, prima di permettere al re d'Assiria di prendere prigioniero Manasse, Dio parla a Manasse, parla al popolo, però il popolo e Manasse non hanno voluto ascoltare. Voglio dire grazie Signore perché ci parli, o no? Ci avverti e rendici sensibili, Signore, al tuo parlare. La mia preghiera è questa, Signore, rendimi sensibile al tuo parlare, perché altrimenti non c'è un cambiamento. Non so se siete d'accordo. Ci lasciamo andare come si lasciò andare Manasse. E fratelli, sempre di più è scritto nella parola un abisso chiama un altro abisso. Ci allontaniamo dalla grazia del Signore senza rendercene conto. Ci lasciamo andare, ci abbandoniamo. E non va bene. Bisogna stare attenti a ciò che Dio dice a ciascuno di noi. Amen? Amen. Il Signore parla e parla per il nostro bene. Come anche in questa mattina il Signore ci sta parlando. Per il nostro bene, per il tuo bene, per il mio bene. Amen? Amen. Dato che non hanno voluto ascoltare, bene. Il Signore fece venire contro di loro i capi dell'esercito del re d'Assiria che catturarono Manasse con uncini e legatolo con una doppia catena di bronzo lo portarono a Babilonia. Quello che era accaduto, aver legato Manasse fisicamente, non è altro che dimostrazione di quello che era avvenuto spiritualmente nella vita di Manasse. Il peccato
lo aveva legato. Siete d'accordo? Amen. Si era legato al peccato e il peccato produce solo morte. Quello che era avvenuto era solo conseguenza delle sue scelte. Quello che era avvenuto era solo conseguenza della sua vita che stava vivendo fino a quel momento. Aveva offeso e disonorato Dio, l'Iddio di Israele. Soprattutto quando ha profanato la casa del Signore. E lo scrittore ricorda chiaramente quella casa che Dio aveva voluto per il suo popolo, quella casa nella quale Dio aveva fatto delle promesse. Amen. Amen. Ma Manasse aveva profanato, offendendo Dio e la sua casa. Si trovò legato, catturato con uncini e legato addirittura con una doppia catena di bronzo. Lo portarono a Babilonia. E leggiamo: quando fu angosciato, implorò il Signore, suo Dio. E leggiamo: si umiliò profondamente davanti al Dio dei suoi padri. In quella condizione, in quel momento, quale Baal? Quale divinità, quale stella del cielo, quale nome? Si ricordò che l'unico solo vero Dio è Dio. Amen. E si rivolge a Lui. La sua preghiera fu ascoltata da Dio. Non so a voi, ma a me mi ha toccato tanto il versetto 13. A Lui rivolse le sue preghiere e Dio si arrese ad esse. Dio si arrende a un peccatore che cerca il suo aiuto, che si pente, che cerca il suo aiuto, lo invoca. Quanto è grande l'amore di Dio. Questo verso mi ha sempre toccato. Dio si arrende alla preghiera del peggiore dei peccatori, che però in un momento particolare di sofferenza, di angoscia, non solo sofferenza fisica, ma soprattutto angoscia interiore, si ricorda di Lui, lo prega, lo cerca, lo invoca. Chissà quale fu la sua preghiera. Non è scritta qui nei libri che abbiamo. Ci sono riferimenti a libri che descrivono proprio le parole, il libro di Osai, altri libri della storia del re di Israele, che non fanno parte del canone biblico. Ma chissà, mi sono sempre chiesto, ma quali parole ha detto il Signore? E poi mi sono ricordato che il Signore non bada alle parole, ma guarda il cuore. Amen. Amen. Per questo le parole della preghiera credo non siano arrivate fino a noi, perché non sono le parole, ma le parole provengono da un cuore afflitto, da un cuore che si pente. Amen. Allora c'è speranza anche per noi in questa mattina. Alleluia, che ne dite? Amen. Amen. Alleluia. Si può Dio arrendere anche alle nostre preghiere? Sì. Può Dio fare ciò che gli chiediamo? Può il Signore darci quello di cui abbiamo di bisogno? Io ti dico sì, il Signore lo può fare, ma il tuo cuore deve essere quello di Manasse, non del Manasse che aveva 12 anni, che poi ha vissuto un periodo di vita, no, ma del Manasse che si ritrova in quella condizione, piegato, si umilia e cerca l'aiuto di Dio. E allora il Signore risponderà a me, perché Dio
non vuole la nostra distruzione, né si compiace delle punizioni, tra virgolette, che uno può vivere. No, Dio è amore, Dio è giusto, è giustizia, tutto quello che Egli fa è giusto. E Lui si muove affinché noi possiamo ritornare a Lui. Amen? Il Signore risponde, lo libera. Come fa? Non è scritto. Però la Scrittura ci dice che il Signore lo liberò, esaudì le sue suppliche e lo ricondusse a Gerusalemme nel suo regno. Come è stato possibile? So che il Signore è potente a cambiare le menti delle persone e i cuori delle persone. Anche le persone più malvagie possono fare la volontà di Dio. Amen? Amen. Alleluia, è quello che succede. Manasse si trova libero e dopo quelle cose, dopo quelle esperienze, cambia qualcosa ed è giusto così. Dopo aver conosciuto la grazia di Dio e l'amore di Dio, non possiamo più essere le stesse persone di prima. Siete d'accordo? Io credo di sì. Ci deve essere un cambiamento e gli altri devono poter vedere questo cambiamento. Si chiama conversione. Un cambiamento di rotta ci deve essere. La tua vita non deve essere più come quella di prima. Ci deve essere un cambiamento. Tutto cambia quando si incontra Gesù. Cambia i nostri pensieri, cambia i nostri sentimenti, le nostre attitudini, i nostri interessi. Amen. Tutto cambia quando si incontra Gesù e si capisce il valore dell'amore di Dio che ha manifestato concretamente mandando il suo figliolo Gesù nella nostra vita. Amen. Alleluia. Dopo queste cose Manasse cambia. Costruì fuori della città di Davide a occidente verso Ghione nella valle un muro che si prolungava fino alla porta dei pesci. Qualcuno dice, ma perché questo muro? A volte bisogna anche noi costruire dei muri che ci separano dal mondo. Gloria a Dio, perché senza quelle recinzioni visibili non comprendiamo il confine e sconfiniamo. Ecco il valore di questo muro. Fa questi muri alti per proteggersi dall'esterno. Prima guardava all'esterno, le divinità dei regni e gli altri regni li ha portati dentro. Adesso non più, adesso vuol far uscire tutto quello che di marcio aveva messo dentro, lo vuole uscire fuori ed erige questi muri di separazione. Gloria a Dio. Tolse dalla casa del Signore gli dei stranieri e l'idolo, abbatté tutti gli altari che aveva costruiti sul monte della casa del Signore e a Gerusalemme e gettò tutto fuori della città. Avete capito? Amen? Gettò tutto fuori, basta, questo non va, questo non deve esserci. Ora vogliamo, alla luce di quello che abbiamo letto, alla luce di quello che stiamo meditando, fare anche un esame di noi stessi, quello che abbiamo dentro di noi. Ma tutto è buono quello che c'è dentro di noi? O c'è qualcosa che dobbiamo buttare fuori? Tante volte non abbiamo la forza di prendere queste cose e buttarle fuori. E ti dico, se non riesci a farlo tu, chiedi aiuto al Signore. Dammi la forza di prendere questi sentimenti e buttarli via. Amen? Dammi la forza di prendere questi desideri che non sono buoni davanti a te e buttarli via. Dammi nuovi desideri, Signore. Amen? Ristabilì l'altare del Signore e vi offrì sopra dei sacrifici di riconoscenza e di ringraziamento. E ordinò a Giuda che servisse il Signore Dio di Israele. Ecco il cambiamento. Tutto Giuda ha potuto vedere il cambiamento di questo re Manasse. Probabilmente ha manifestato la sua esperienza
e avrà parlato al popolo. Popolo, dobbiamo ritornare a servire il Signore. Lasciamo fuori le divinità che purtroppo io ho introdotto, ma lasciamole fuori. Dobbiamo adorare solo ed esclusivamente il nostro Dio. Tuttavia, questo tuttavia mi fa capire che a volte le cattive abitudini rimangono. Il cambiamento non può esserci così, dall'oggi al domani. Tuttavia il popolo continuava a offrire sacrifici sugli altri luoghi. Lì dove si offrivano per le divinità straniere, offrivano anche per Dio. Però non era quello il posto, però offrivano a Dio, soltanto al Signore, al loro Dio. Dove si offriva al Signore non era quello il posto, quello era un posto pensato, ideato per i Baali. Bisognava offrire un altro posto, nel Tempio del Signore, nella casa del Signore. Amen? Amen. C'è questa ricostruzione dell'altare del Signore. E se nella nostra vita l'altare del Signore è stato demolito, perché abbiamo permesso al nemico, abbiamo fatto posto al diavolo. Vi ricordate mercoledì? Abbiamo letto questo verso che per me è stato qualcosa di molto forte. Non fate posto al diavolo. Quando facciamo posto al diavolo, il diavolo, come dire, ha il permesso di agire e demolisce quell'altare invece che deve essere per il Signore in un modo esclusivo. Ma se questo altare è stato demolito, sta a noi ricostruirlo. Amen? Amen. Stando davanti alla presenza del Signore, umiliandoci alla sua presenza, chiedendo il perdono, riconoscendo che abbiamo sbagliato davanti a Lui, ma in un modo sincero, vero e profondo. E allora il Signore ci benedirà. Amen? Alleluia! Il rimanente delle azioni di Manasse, la preghiera che rivolse al suo Dio e le parole che i agenti gli rivolsero nel nome del Signore, Dio di Israele, sono scritte nella storia del re di Israele. Da quel momento la sua vita cambia, poi si addormenta con il suo padre, muore, e qualcun altro poi prende il suo posto, suo figlio, Amon. E qui leggiamo, egli fece ciò che è male agli occhi del Signore. Alleluia! Però ogni tanto si legge, egli fece ciò che è buono. Giosia, per esempio, aveva 8 anni quando cominciò a regnare, ed egli fece ciò che è giusto agli occhi del Signore. Si alterna, e questa è la caratteristica della storia di questi re, si alternano. Qualcuno fa cose buone, qualcuno fa cose non buone, ma come in questo caso Manasse può sperimentare nella sua vita, anche se era una vita perduta, la grazia di Dio. L'ha potuta sperimentare in un modo meraviglioso, pregando, cercando il Signore. In quel momento della sua angoscia pregò il Signore e lo cercò, umiliandosi, e Dio si arrese alla sua preghiera. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare il Signore. Alleluia.